Noi la sera non usciamo, è quello il discorso. Se dovessimo farci le passeggiate una cosa all'altra, come potrebbe anche essere, sicuramente non mi sentirei tanto sicuro nel farlo, insomma, ecco. Non è un ambiente tanto bello purtroppo. D'altronde ci sono persone anche sfollate così, chissà, che hanno anche dei problemi. Ci sono le case quelle del comune di Venezia e quindi così. È una situazione di degrado che va risolta. C'è preoccupazione a Spinea all'indomani dell'aggressione a danno di una donna colpevole di aver rimproverato degli inquilini del condominio Venezia di Villaggio dei Fiori perché scaricavano rifiuti ingombranti a bordo strada. A distanza di giorni il materiale che è stato scaricato si trova ancora qui dietro questi cassonetti lungo Viale Sanremo, poco distante dalla pizzeria. Ed è stato proprio questo l'origine dell'aggressione. Come vedete si tratta di materiale particolarmente ingombrante, questo probabilmente è un armadio distrutto con le cassettiere, addirittura c'è anche un divano. Dopo averli ripresi, la vittima, dipendente della pizzeria poco distante, il giorno seguente è stata raggiunta da un uomo e una donna che l'hanno prima insultata. Poi la donna le ha sputato in faccia mentre l'uomo ha iniziato a darle pugni in testa, aizzando anche il mastino che aveva portato con sé e che le si è scagliato contro, ferendola al braccio. La paura ora è tanta anche da parte del titolare del locale che teme ritorsioni oltre che ulteriori aggressioni. Ecco perché probabilmente la vittima non ha ancora sporto denuncia, aspetto che, evidenzia l'amministrazione, sarebbe invece fondamentale. Nel momento in cui avremo la denuncia avremo anche identificato le persone e poi procederemo con l'iter amministrativo sanzionatorio nei confronti di chi ha realmente abbandonato questi rifiuti. Quindi invito la signora a fare la denuncia, questa è la cosa più importante e fondamentale. Questa zona è una zona dove ci sono persone oneste che lavorano ed è attenzionata dalle forze dell'ordine. Noi siamo in contatto stretto con i carabinieri di Spinea ogni giorno e su questa zona posso assicurare che c'è la massima attenzione, quindi la signora che si senta tranquilla di farlo. Resta però da affrontare la questione delle occupazioni abusive che preoccupano molto condomini e residenti della zona. Siamo dalla loro parte. E ricordo, sono 154 alloggi, ad oggi risultano occupati circa una decina abusivamente e sono alloggi del Comune di Venezia. E noi lo segnaliamo al Comune di Venezia e il Comune di Venezia deve occupare questi immobili, deve assegnarli regolarmente. Se ci sono persone che hanno bisogno e sono in graduatoria vanno assegnati, non è più possibile avere questi alloggi che rimangono liberi e le persone che sono anche in difficoltà vanno ad occuparli. Questo non è l'iter corretto.